26 nuovi migranti accolti in mattinata a Mirano in una ex scuola. Sono tutti ragazzi sui 20 anni dell'Africa subsahariana, con 4 tunisini. Il sindaco contrario al centro per il rimpatrio. La storia di Barasa, 19 anni appena, uno dei 26 migranti di Mirano giunto qui in Italia dal Burkina Faso. Ho pagato quasi 5.000 euro di biglietto agli scafisti, racconta ai nostri microfoni. Tensione tra Lega e PD in Consiglio regionale. I consiglieri Villanova e Sandonà accusano Vanessa Camani di averli definiti razzisti e chiedono di ricevere pubbliche scuse. Commessa aggredita nel corso di un furto al negozio di casalinghi cinese Niao è accaduto questo pomeriggio poco prima delle 15 a Marghera. Licenziati via telefono con un preavviso di 15 giorni, disavventura per i dipendenti del negozio H&M al Val Center di Marcon, pronti a mobilitarsi insieme al sindacato. L'ex senatore veneziano Andrea Ferrazzi, oggi presidente dell'Associazione Persone Ecologia Reti, ha presentato in Consiglio regionale il suo libro In politica per l'ambiente. Dagli incontri pubblici alla formazione per gestire le persone con demenza negli istituti alberghieri, così l'ULSS 4 Veneto Orientale celebra la giornata mondiale dell'Alzheimer. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Il nodo migranti in apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, con 26 nuovi migranti arrivati questa mattina a Mirano e ospitati in una ex scuola. Il sindaco accoglie la richiesta della prefettura, ma ci racconta tutto Anna Maria Parisi. 26 migranti arrivati qui a Mirano ed accolti nella ex scuola Caorliega. Molti di loro arrivano dall'Africa, Burkina Faso, Egitto. Tra loro anche 4 tunisini, con la maggioranza proveniente dall'Africa subsahariana, tutti arrivati direttamente da Lampedusa. A gestire l'accoglienza la cooperativa del padovano Un Mondo di Gioia, su incarico della prefettura di Venezia. E da qui che una ventina di giorni fa il primo cittadino aveva deciso di rispondere affermativamente alla richiesta di Michele Di Bari. Io dico, noi sindaci dobbiamo dare una mano, dobbiamo collaborare, girarci dall'altra testa non è una buona scelta. Ora resta da capire se questi migranti, tutti ragazzi sui 20 anni, sono in possesso dei previsti requisiti per poter restare in Italia, considerato che in caso di eventuale espulsione la permanenza nel centro per il rimpatrio, cioè il cosiddetto CPR, può essere prorogata fino a 18 mesi se, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi. E quanto prevede il testo del decreto Sud pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che contiene 2 articoli con le novità introdotte sui centri di permanenza per il rimpatrio. Per il sindaco Baggio la questione CPR resta ancora nebulosa. Adesso ancora non è chiaro. Io tendenzialmente sono contrario alle grandi strutture. Penso che il numero di comuni che ci sono in Italia consentano tranquillamente un'accoglienza diffusa. Certamente l'esperienza di Lampedusa dimostra che quando gli arrivi sono tanti, nella fase di prima accoglienza bisogna avere una struttura che abbia capacità rispetto alle quantità che arrivano. Quello che è importante però è che poi queste persone trovino un'accoglienza strutturata e progettata. Ma restiamo a Mirano con le reazioni della politica e le storie dei migranti. A 19 anni viene dal Burkina Faso. Questa è la storia del viaggio della speranza di Barasa, richiedente asilo da poche ore, uno dei 26 nuovi ospiti del comune di Mirano. È arrivato a Lampedusa varcando la rotta del Mediterraneo, lungo la Libia e da qui via Tunisi. Ecco quanto ha speso. Quasi 5.000 euro il costo riscosso dagli scafisti, dice. Dove li hai trovati tutti questi soldi? Chiediamo. Mi hanno aiutato, mio padre ha venduto la moto e poi io stesso con dei lavoretti, risponde. A Mirano, sulla questione accoglienza e migranti, l'opposizione in Consiglio Comunale con Fratelli d'Italia cavalca la rotta della sicurezza con la richiesta di un tavolo urgente. Ribadiamo l'importanza dell'istituzione di un tavolo osservatorio che affronti il tema e segua il tema da vicino per evitare che
questo possa sfociare in qualche problema di carattere sociale o di sicurezza. La gente, come sempre, si divide. E se non rispondono ai requisiti previsti dal governo verranno rimpatriati, dovrebbero essere rimpatriati. Beh, spero proprio di no, poi ti mandi incontro a morte di nuovo, insomma. Se sono irregolari devono tornare a casa, tutto lì. Penso che in momenti di emergenza bisogna darci da fare, penso che sicuramente tutti sono figli di Dio, quale Dio, ognuno ha il suo Dio, però è pur vero che sono nostri fratelli. Torniamo a Barasa. A fine intervista gli chiediamo che cosa spera di trovare qui in Italia. Ci risponde così. Sono venuto qui per lavorare e per aiutare mia mamma, mio padre e le mie 4 sorelle, perché amo la mia famiglia, dice. La politica, tensione alle stelle a Palazzo Ferrofini tra Lega e Partito Democratico. I consiglieri Villanova e Sandonà accusano Vanessa Camani di averli definiti razzisti e chiedono scuse ufficiali. Lei, consigliere Sandonà, avete chiesto delle scuse ufficiali a Vanessa Camani, per quale motivo? Perché ieri durante una commissione, la prima commissione in cui si discuteva il consolidato del bilancio, c'è stata rivolta un'accusa molto pesante, cioè il fatto di essere razzisti e di dare l'attribuzione delle case popolari dell'Ater in base al colore della pelle. E per questo chiedo alla capogruppo del PD di ritirare quello che ha detto, perché penso sia una cosa vergognosa abbassare a questo livello il tono politico. Mi fa sorridere la polemica, perché al netto che c'è stata una strumentalizzazione delle parole che ho usato, perché io penso che sia un tentativo molto costruito per evitare di affrontare il vero problema che era oggetto della nostra discussione ieri in commissione, e cioè il fatto che questa regione non garantisce ai propri cittadini il diritto alla casa. Restano sulle proprie posizioni i consiglieri regionali protagonisti di un polemico scambio di battute durante una vivace seduta della prima commissione riguardo l'assegnazione degli appartamenti di edilizia pubblica in Veneto. Prima i veneti è un'affermazione razzista? Ma sicuramente no, significa che prima dobbiamo pensare alla popolazione che vive qui nel Veneto, alla gente che ha creato il nostro benessere, che ci ha dato la possibilità di avere i servizi sociali, le pensioni, un po' il grido d'allarme che è stato lanciato anche domenica dal Presidente Zaia, che dice attenzione perché con questa immigrazione non saremo in grado di garantire i servizi e garantire, diciamo, la qualità di vita che abbiamo avuto finora. All'accusa dei consiglieri leghisti di aver pronunciato insinuazioni diffamanti di una gravità inaudita, Vanessa Camani ribatte denunciando la costruzione di una polemica gratuita montata per sviare l'attenzione. Il tema vero però è che mentre abbiamo vissuto per anni con la retorica dei prima i veneti, anche nell'assegnazione delle case, oggi quella roba lì cos'è diventata? Che neanche i veneti hanno diritto alla casa. La cronaca, furto con destrezza finito con l'aggressione a una commessa del negozio di casalinghi cinese Ni Hao. Siamo a Marghera, in via Orsato. Il fatto nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 15, con i 2 ladri di nazionalità straniera sorpresi a rubare in modo seriale vari prodotti di cosmetica e la commessa strattonata in modo violento dai 2 aggressori, uno dei quali subito fermato e portato in questura a Venezia dagli agenti delle volanti arrivati subito sul posto con 2 gazzelle, mentre l'altro aggressore è fuggito riuscendo a far perdere le proprie tracce. Così dunque a Marghera. La cronaca sindacale, con un preavviso telefonico di soli 15 giorni, i dipendenti del negozio H&M al Vale Center di Marcon hanno scoperto che perderanno il posto di lavoro e sono pronti a mobilitarsi accanto al sindacato. C'è stata comunicata qualche giorno fa, con poco preavviso, quasi più di 2 settimane fa, della chiusura definitiva del negozio attuale di Marcon Valley Center e siamo tutte rimaste spiazzate. Quasi dall'oggi al domani è stato comunicato a circa 15 dipendenti, per lo più donne, del punto vendita H&M al Valley Center di Marcon che il negozio chiuderà a metà ottobre e non si parla di ricollocamento. Non è stato molto corretto nei nostri confronti, anche perché noi siamo stati avvisati tramite una telefonata a casa. La mia età, se perdo il mio lavoro, dove potrei andare? Perché non è molto facile trovare lavoro. Dopo i 50 anni soprattutto. Alcune di loro avevano già vissuto una situazione simile nel 2021 con la chiusura del negozio al centro Le Barche nel cuore di Mestre. Io mi sono trasferita 2 anni fa
Facevo parte del negozio di Messe, mi sono trasferita dopo anche la situazione di Covid e della morte di mia mamma per venire qui e fare più ore lavorative. Siamo veramente tristi della notizia. Anche perché il negozio era stato ampliato pochi anni fa e a detta dei dipendenti lavora bene. Secondo il sindacato l'azienda segue volutamente questa politica, forse per agevolare gli acquisti online. È una sorta di autocannibalismo volto, come si può dire, a destrutturare i negozi anche ristrutturati da poco. Questo è stato ristrutturato nell'anno del Covid. E il prezzo lo devono fare i lavoratori. I lavoratori non sono degli stracci. Queste aziende si devono mettere in testa che il lavoro va garantito. Il messaggio va alla politica. Vogliamo assolutamente sapere chi occuperà questi spazi quando H&M andrà via, perché a questi lavoratori lavoratori e lavoratrici devono essere garantito la possibilità di avere il proprio posto di lavoro, e quindi chiediamo anche l'intervento del sindaco di Marcon. Probabilmente nei prossimi giorni sindacati e dipendenti manifesteranno perché si rispettino i loro diritti. Vi ricordo che domani alle 12 tutti i cittadini che si trovano in Veneto riceveranno un messaggio di testa del nuovo sistema di allertamento pubblico IT Alert, che in caso di eventi calamitosi ed emergenze di vario tipo, incluse quelle sanitarie, avvertirà la popolazione. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile in Veneto suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. Si tratta quindi di un test domani alle 12. E dopo il nostro servizio sul mancato recapito della posta in determinate vie di Marghera, i residenti sono stati contattati dall'azienda e mentre un problema si risolve, un altro richiede un intervento immediato. All'indomani della denuncia ai nostri microfoni dei residenti di via Cantore a Marghera sul mancato recapito della posta per ben 15 giorni, un rappresentante dell'azienda si è recato in zona consegnando la mancata posta e assicurando che il problema non si ripeterà, oltre all'avvio delle opportune verifiche. Ma se questo problema si è risolto, ce n'è un altro sempre in via Cantore che sta creando non poche difficoltà. Abbiamo che i rami ci cadono addosso e qua ci sono anche dei bambini che magari dovrebbero fare la potazione, di potare questi rami qua, perché cadono come birilli. A me personalmente è caduta sulla macchina, è intervenuta la polizia. In alcuni appartamenti i rami entrano quasi in casa. Più volte, dicono i residenti, è stata segnalata la questione, ma senza esito. Dicono che vengono a potare, ma sono passati anni e le segnalazioni ci sono, perché sono registrate, per cui speriamo che questo possa avvenire al più presto, perché qua il problema sussiste. Ospite ogni venerdì della nostra prima edizione per parlare di ambiente l'ex senatore Andrea Ferrazzi, oggi presidente dell'associazione Persone Ecologia Reti, ha presentato in Consiglio regionale il suo libro In politica per l'ambiente. La transizione ecologica, spiega, non è solo una necessità per evitare catastrofi naturali, ma anche un'opportunità economica per le nostre imprese. Ora più che mai la politica per l'ambiente è una scelta necessaria e le ragioni le spiega ancora una volta l'ex senatore veneziano Andrea Ferrazzi, presidente dell'associazione PER, Persone Ecologia Reti, tra gli autori nella scorsa legislatura della modifica dell'articolo 9 della Costituzione per tutelare ambiente, biodiversità ed ecosistemi. Un'esperienza e una visione del futuro raccolta anche nel volume In politica per l'ambiente, presentato al Consiglio regionale del Veneto. È evidente che il cambiamento climatico impone anche un modello nuovo dal punto di vista dello sviluppo economico, ma la transizione ecologica è anche una grande opportunità dal punto di vista dell'economia. Alcuni si lamentano del fatto che la transizione ecologica costa troppo, ma la domanda vera è: quanto costa non far nulla? Le catastrofi in corso stanno dimostrando che costa una misura assolutamente non accettabile. Se anche dalla singola esperienza o percezione personale ci si può accorgere che qualcosa stia cambiando nel clima, e solo con i dati provenienti da studi compiuti in tutto il mondo, si tratti di Stati Uniti, Russia o Cina, che si può ottenere un quadro completo della situazione. Non c'è mai stata nell'atmosfera una quantità di gas climalteranti così elevata nella storia dell'umanità, non nella storia della Terra. Perché prima che l'uomo apparisse sulla Terra ci sono stati secoli e millenni in cui la CO2, il metano e via dicendo erano più presenti nell'atmosfera, ma mai è accaduto negli ultimi 2 milioni di anni.
Ferrazzi era affiancato dai consiglieri regionali Arturo Lorenzoni e Andrea Zanoni. Rispetto ad altri paesi, il percorso verso la transizione ecologica in Veneto è ancora indietro. Quello che stiamo cercando di sollecitare è proprio un'azione. Ci sono tante cose che possiamo fare nella gestione del territorio, nell'alimentazione energetica delle nostre case, delle nostre aziende. Pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per andare nel Veneto orientale e parlare di Alzheimer. Nel territorio ULSS 4 le persone potenzialmente interessate alla demenza sono 4.500. Il declino cognitivo coinvolge il 98% delle persone con più di 65 anni. È quindi importante gestire questo problema sia in ambito clinico che a livello territoriale. A tal proposito, in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer che ricorre il 21 settembre, nel Veneto orientale prenderà via il progetto Città Amica delle persone con demenza, realizzato dall'azienda sanitaria in collaborazione con 10 comuni, enti e associazioni di volontariato. L'obiettivo dell'azienda su questa iniziativa è stato nel corso degli anni, soprattutto in questi ultimi 3, di sensibilizzare sempre di più la nostra cittadinanza in senso lato, cioè dal cittadino, dalle persone, dalle famiglie, ma anche gli enti, le associazioni, tutti coloro che su questo tema si stanno impegnando. Questo ha portato a degli interventi capillari sul territorio che si svilupperanno sempre di più. Un mese di iniziative quindi rivolte a combattere la solitudine, aiutare, accogliere le persone con demenza ed abbattere lo stigma nei loro confronti. Abbiamo organizzato appunto un momento formativo con gli studenti, gestito da una psicologa, psicoterapeuta esperta di demenza per presentare appunto la malattia della demenza agli studenti, e da Dipartimento di Prevenzione dell'azienda ULSS. Oltre a questo la formazione degli autisti della TVO, proprio perché ci è stato richiesto appunto un aiuto per poter riconoscere e gestire adeguatamente appunto quei casi di... Torniamo a Venezia città, dove i residenti si mobilitano per salvare l'edicola di Santa Maria Formosa. Che stiamo riducendo a Venezia un parco giochi ad uso e consumo soltanto dei turisti, in cui le attività di vicinato stanno sparendo, e un'edicola è un punto di riferimento perché vende giornali, vende riviste, ma soprattutto è un luogo di aggregazione, e questa edicola lo è stata per molti anni. Venezia e il suo tessuto sociale si salvano anche preservando quella rete di piccoli servizi di prossimità che contribuiscono a mantenere viva una comunità. Ad esempio, contro l'ordine di demolizione dell'edicola di Santa Maria Formosa, che per decenni è stato un punto di riferimento dell'area, si è formato un movimento di opinione che manifesterà sabato mattina con una richiesta al Comune. Noi riteniamo che quell'ordine di rimozione vada ritirato. Si può ritirare perché la licenza è scaduta? Certo che si può ritirare, perché se venisse rimosso non potrebbero mettere a bando l'attività e dovrebbero rimettere un altro manufatto che è proprietà dell'ultima gestione. Se invece venisse lasciato al suo posto, il Comune con tranquillità può mettere a bando l'attività, e noi siamo certi delle manifestazioni di interesse che stiamo ricevendo. Non sarà un bando che andrà deserto. Spesso oggi a Venezia le edicole appaiono più delle rivendite di souvenir, anche di bassa lega, invece potrebbero fornire un servizio importante. I libri di testo, ad esempio, per le scuole a Venezia si trovano soltanto in un'unica libreria, che è Mare di Carta di Cristina Giussani. Cristina ha giustamente evidenziato il fatto che i libri di testo si possono vendere anche nelle edicole, quindi questa edicola potrebbe anche essere un punto di riferimento per le famiglie di Castello che hanno i figli a scuola. In terraferma a Mestre tutto è pronto per il grande Luna Park, si parte domani dalle 15:30. E da quest'anno Luna Park a Mestre. Tutto pronto per Mestre Land, il grande parco divertimenti che da domani al 1° ottobre animerà l'area dell'ex mercato ortofrutticolo in via Torino a Mestre. Giostre bellissime, musica, spettacoli, si può mangiare, danzare, stare insieme. Per i ragazzi, per i giovani, insomma, Mestre si lancia in questa nuova avventura. Venite tutti. Un totale di 40.000 metri quadri che diventeranno il cuore degli eventi del settembre mestrino. Il divertimento inizierà ogni pomeriggio alle 15:30, ma durerà fino a sera, con concerti e DJ set dalle 20:30. Il programma delle serate prevede grandi nomi e proposte coinvolgenti per tenere ancora viva l'estate e la voglia di divertimento. Da Venezia e provincia è davvero tutto anche per questa edizione. Vi lascio le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo, previsioni per giovedì 21 settembre. Sul Veneto, giornata caratterizzata dalla presenza anche consistente di nubi. Dal mattino attesa instabilità sulla pianura con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto i settori orientali. Possibili schiarite a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra i 18 e i 21 gradi, massime dai 20 ai 25 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia giornata instabile con probabilità di piogge e temporali sparsi durante tutto l'arco della giornata. Le precipitazioni potranno essere localmente abbondanti e intense. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime comprese tra i 21 e i 24 gradi. Sul Trentino Alto Adige atteso tempo variabile con spazi di sereno alternati ad annuvolamenti che potranno sfociare anche in qualche fenomeno temporalesco. Temperature minime sui 17-18 gradi, massime intorno ai 20-21 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.